missioni di Confservizi Veneto vi è quella di approfondire le problematiche attinenti ai vari comparti, nonché l'aggiornamento professionale delle stesse imprese associate. Nella fattispecie andiamo a vedere come ha operato il tema sicurezza sul lavoro relativamente al settore trasporti, arrivando alla stesura assieme ad INAIL Veneto di 4 opuscoli con regole comportamentali ed osservazioni mirate dedicati alla sicurezza e alla salute sul lavoro relativamente ai settori movimento, officina, del personale addetto alla guida e di quello amministrativo. Un progetto che qualifica ancora di più l'operato di Confservizi Veneto al servizio delle imprese pubbliche del territorio associate. Confservizi Veneto ha sempre avuto questa vocazione alla sicurezza nei posti di lavoro, sicurezza che è sempre stata considerata appunto come uno degli obiettivi primari dell'associazione, ma di tutte le società associate. In questo caso per quest'anno abbiamo scelto il settore dei trasporti che coinvolge tutte le aziende di trasporto del Veneto, perché le nostre associate sono tutte le aziende, sono 12, sono tutte associate a noi. Possiamo dire che comunque questo primo intervento dedicato a 3 di tutte queste aziende verrà poi implementato portandolo a tutte le aziende del Veneto. Sicuramente sì, abbiamo scelto ATVO e FTV solo per, giustamente come detto, per iniziare. È ovvio che poi tutto verrà diffuso anche alle altre 9 aziende associate, ma non solo. Le pubblicazioni che abbiamo predisposto e le esperienze che raccoglieremo in questo prototipo di 3 aziende verrà anche diffuso all'esterno all'utenza, praticamente, in particolar modo alle scolaresche che rappresentano l'utenza primaria del trasporto pubblico, ma che sono un investimento per il domani ovviamente. Voi per arrivare a queste pubblicazioni avete anche toccato con mano le aziende. Per chi è a casa? Le nostre aziende venete nel settore trasporti sono comunque aziende decisamente affidabili o il tasso da migliorare ancora è notevole? Come si suol dire, il meglio non è mai raggiunto, si può sempre far meglio. Direi che però, anzi lo dico confermandolo con un po' d'orgoglio, le nostre aziende sono a livelli molto elevati in termini di sicurezza. Da quello che avete potuto vedere, tra i 4 settori che avete preso in esame, quello che ha più necessità di istruzione? Ma il settore del movimento, vale a dire la guida del veicolo, è sempre il più sensibile, ma non va dimenticato neanche il settore dell'officina, dove la manualità e l'uso di strumentazioni un po' sofisticate alle volte può porre qualche problema. E allora, con chi dirige Confservizi Veneto, entriamo nella sostanza di questo progetto che ha pure avuto il riconoscimento di UNESCO. È un progetto sulla sicurezza dei posti di lavoro, è un progetto che è stato approvato dall'UNESCO, è l'unico progetto approvato da questo organismo internazionale a livello regionale per il Veneto e siamo orgogliosi come Confservizi Veneto di aver prodotto un buon progetto e che le aziende lo abbiano recepito. Siamo riusciti a svolgere questo progetto in collaborazione con l'INAIL regionale, che ha creduto in questa associazione che rappresenta sul settore dei trasporti ben il 98% del mercato, quindi diciamo la quasi totalità del servizio pubblico locale per quanto riguarda i trasporti. Credo che daremo un segnale forte che queste aziende di trasporto in difficoltà per i grossi tagli che ci sono a livello regionale stanno dando un servizio di qualità e in sicurezza. Questo opuscolo verrà divulgato, oltre che ai dipendenti, ovviamente, in particolare alle giovani generazioni. Il motivo, il senso, il perché? Noi come associazione siamo impegnati a far sì che in primis siano le aziende le più sensibili ai problemi di sicurezza, perché li vivono in prima persona, però noi dobbiamo pensare ai futuri lavoratori e ci auguriamo che i futuri lavoratori, gli studenti di oggi, imparino già fin d'ora che si può lavorare in sicurezza dando
comunque una qualità di servizio ai cittadini. Quindi da rimarcare tra i tanti compiti di Confservizi che il tema sicurezza in ambito professionale, in ambito lavoro, è uno di quelli che vi sta più a cuore. Assolutamente, credo che sia un compito non soltanto di un'associazione di categoria come la nostra, che rappresenta tutte le imprese pubbliche di servizi, perché è un onere sociale gravissimo che vogliamo togliere allo Stato. Cioè, con l'INAIL siamo impegnati in questa battaglia di ridurre i costi sociali degli infortuni sul lavoro. Se una volta forse tante aziende potevano vedere i costi, perché ovviamente sono dei costi per affrontare questi interventi, come dei costi un pochino disturbanti, oggi le aziende hanno cambiato filosofia relativamente agli investimenti in sicurezza. Hanno capito che investire in sicurezza vuol dire risparmiare non solo sulla salute dei propri lavoratori, ma risparmiare su quelli che sono i gravami che incidono su tutte le tasche dei cittadini, che sono quelle delle pensioni, delle invalidità, che in questi giorni sappiamo quanto costano a livello nazionale, costano miliardi, che sono quasi una manovra, soltanto per gli infortuni sul lavoro si può fare una manovra a livello nazionale. Sono detto l'ultima cosa, che è anche una curiosità interessante. Cosa vuol dire per Confservizi aver avuto riconosciuto da UNESCO questo progetto? Vuol dire che siamo sulla strada che dal 1992 stiamo battendo, cioè noi stiamo puntando sempre sulla qualità dei servizi, e credo che il fatto che l'associazione produca dei progetti che vengono riconosciuti a livello internazionale ci dà soltanto onore. Da ricordare che questi progetti dell'UNESCO verranno presentati all'Expo 2015 a Milano. Giusto allora sentire alcune società venete di trasporti che hanno aderito all'iniziativa, cominciando da quella vicentina. È un punto fondamentale voluto dall'azienda e anche dal presidente della nostra provincia. È fondamentale lavorare su questo settore, è da anni che stiamo impegnando anche risorse importanti, ma soprattutto in questo ultimo periodo con questo progetto vogliamo rilanciare in maniera importante, anche attraverso un messaggio forte alle scuole, questo importante concetto della sicurezza nelle aziende, ma soprattutto fuori dall'azienda, nei mezzi gestiti da noi. E dopo Vicenza le considerazioni espresse da ATV Verona, che ha ospitato la presentazione del lavoro eseguito. Noi chiaramente investiamo perché la sicurezza è fondamentale, è un diritto fondamentale dei lavoratori e soprattutto un'attenzione particolare delle aziende. Noi abbiamo fatto anche questi opuscoli rivolti a tutti i nostri dipendenti, dall'officina all'amministrazione alla guida, in modo da dettagliare in modo serio e preciso quello che si deve fare per aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro. E per chiudere le riflessioni sul tema di chi ha contribuito in prima persona alla stesura dei 4 opuscoli. Le difficoltà derivano soprattutto dall'essere sulla strada, e se parliamo di sicurezza i rilievi che vengono fatti e le statistiche annuali anche sugli incidenti sul lavoro, sugli infortuni soprattutto mortali, riguardano quello che succede sulla strada, per cui oltre il 50% degli infortuni gravi e degli infortuni mortali avvengono sulla strada, per cui sicuramente la professionalità, la prevenzione fa e può fare una differenza importante. La scelta e la progettazione di una programmazione del servizio adeguata, l'effettuazione delle manutenzioni, e poi ovviamente c'è l'altra parte sulla quale l'azienda può fare da pungolo nel caso degli enti proprietari della strada, per la corretta manutenzione, per le corrette segnalazioni dei cantieri, di quant'altro, poi influisce sulla circolazione e quindi può portare a conseguenze di infortuni e incidenti. ATV investe comunque, da quello che si è capito, parecchio sul tema sicurezza, anche per dare sicurezza ai viaggiatori, oltre che ai lavoratori. Certo, sicurezza ai viaggiatori.
la si ottiene anche, e la tecnologia ci dà una mano in questo, in quanto ovviamente gli autobus di recente costruzione sono dotati di alcuni sistemi che consentono, diciamo, un miglior controllo, da un sistema che non consente la ripartenza degli autobus nel momento in cui le porte sono aperte per il scarico dei passeggeri, a sistemi che consentono semplici telecamere ma di grande aiuto di controllare nel momento in cui ci sia la necessità di fare una retromarcia, a sistemi invece di videosorveglianza che sempre più spesso vengono poi richiesti dalle forze dell'ordine nel caso siano segnalati problemi a bordo, per cui il cittadino sa che in qualche modo viene tutelato anche in questo. Il progetto tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro, portato avanti da Confservizi Veneto con INAIL Veneto, sarà esteso a tutte le società della regione che operano nel trasporto pubblico.